Che si faceva sera? La sera Beh, si mangiava quando si rientrava che era notte e andando alla branda. La branda è un letto fatto con 4 listelle così incrociate e c'è due traverse per parte e un sacco in mezzo, si dormiva chi addosso. si stava bene qui, no? Dai che si dormia quando si poteva perché la sera e a mano a fare 2 giorni, lì, quando si vedeva che si poteva vedere senza lampada, perché lampada non ne avevamo, avevamo una lampada a carburante e basta, e ne avevamo manco sempre un carburante, poi non viaggiavano mai bene queste lampade. Allora, E a Mezzogiorno si mangiava qui, a sera di no? Si mangiava... non andavamo mai giù. Si mangiava a chile, mezzogiorno, sera, a mano innanzi di parte un caffè che era notte, si pigliavano questo caffè con il pane, non si faceva mica spuntine, a mano innanzi di parte caffè, che tu pigliava caffè o latte, che abbiamo sul latte in boatta, Gloria. Gloria, o se no che lo pigliava nero, c'era che non ne pigliavano mica, bicchiere di vino o 2. C'erano che pigliavano anche 3 a mano di notte, un pezzo di pane, poi le ho trovate a mezzogiorno e io partia con l'ansu, dopo andava l'acqua con l'angiù in fondo, c'è la fontana. Andava l'acqua, pigliava l'acqua per fare un mangiare e per bere e falava a preparare da mangiare quando giungivano. Dopo ne era anche pronto perché fa cose e paste, a preparare un po' di, facciamo un po' di sugo, se abbiamo carne, o facciamo un po' di, ma carne mica sempre perché giunge chi, dopo dove si metteva, non c'era mica frigidaire, non c'era nulla. E a sera paste con l'acqua e voilà. Basta con l'acqua. Stava un po' di formaggio e se tu, che volete fare? Eh. Un vino l'abbiamo, quello durava, quello non ci bastava mica un vino, quello che lo poteva bere, un vino ci ungivano. Scolava un sumere, chi in piazza, la strada passava così, chi giungeva un vino, e c'era un buscetto, a volte ci curavano con i cosciotto della carne, ma volete si poteva mangiare tutto in un giorno. La domenica era la giornata, si lavava i panni, a ruttare i farri, le seghe, le piole, era quello il nostro travaglio. Poi si partiva a fare la spesa, parlavamo qui in paese, a fare le nostre commissioni, pigliare qualcosa, un magazzino e voilà. C'era di balli a fare così? Perché in paese ballavano sempre, tutti i sabati e domenica. Tutti i sabati e domenica? Noi le volte curavamo la mano, erano già pronti per andare a lavorare, eravamo 4 o 5 giovani. E giungevamo con lassù e erano pronti per andare al lavoro. E noi passata la nottata lì al lavoro, si cacciavamo quelle panarelli che avevamo, diciamo, da domenica. E lì si partiva al lavoro. Era dura e ornata tu. Per far rullare una vigna, facciamo rullare così, ripigliamo. Tagliavano la luna, Cioè mica contro la luna. anche un po' rupino. Tutto, un pino anche peggio, il castagno passa anche contro la luna, ma un pino, la leccia, tutto, tu tagliarla di luna. Un pino è luna nuova e un castagno è luna vecchia. A luna vecchio castagno. Ciò che perde le foglie, ciò che scassa è la luna vecchia. E ciò che non perde mica le foglie, pino, leccia, albeto, scopa, queste tagliate a luna nuova. Travaglio da orte, manco da cristiani. Ma non era mica un travaglio da cristiani, perché ci voleva vedere quello che si faceva. Poi carichi di pece, di pino, che i nostri pantaloni, camicie e braccia ci voleva dopo grattarsi con l'arena per cacciare un sortia. E quando ci davano manco sempre un masutto. Quando non c'era un ferito, in foresta, una tagliatura di ama con se piole mai occhi via, o una viglia che rollava innanzi a calchione, come si passava a fare?
e mettiamo un'altra specie di brancale che facciamo da per noi con un sacco e 2 bare e portavamo in paese e voilà, c'era riuscito uno qui in Orso Petroso, c'era fatto sotto la via, c'era mica solo noi altri in foresta, c'erano anche paesani. Dunque avete portato un sovrappiù paese o commercio. C'era un manco 30 persone, se non ne più, che lavoravano in foresta e strade. Ecco, del paese. Un paese. E tutti quelli che lavoravano a Ologo, che noi chiamavamo noi altri, capo Staronde, erano casette, c'erano le casette, c'erano i mulattieri, c'erano i giornalieri, quelli che caricavano le traverse, che scaricavano E facevano le strade. per i muli, per la gente o per i mulattieri. C'erano le strade per le mule, per carriere traverse. C'era 70 mule. Quando voi siete giunti in Guagno, come siete stati accolti per la popolazione, per la gente guagnese, siete stati ricevuti, come si è passato a fare? Siamo stati più che ricevuti, non c'è stato problema di nulla mai, siamo stati qui, non ci ho mai detto una parola di traverso, non era qualche volta qualche briaco che poteva dire è Lucchesacci, ma via, il resto siamo sempre, non mi hanno mai mancato di rispetto, è sempre stato ben ricevuto e poi voglio mettere anche questa, che tu sai che tua mamma mi ha dato anche a casa.